Hanno usato dei martelli da muratore, dei picconi, hanno sfondato un primo muro e dopo, quando hanno sfondato il secondo, è scattato l'allarme e sono scappati. Non capisco il motivo di usare una violenza del genere, quando che paradossalmente bastava rompere una porta. Hanno usato una forza cieca e ingiustificabile i ladri entrati in azione al supermarket Scottà di via Alcide De Gasperi a San Vendemiano. Lo stesso Federico, il giovane titolare, non trova una spiegazione plausibile. È più il casino che hanno fatto del niente che hanno trovato. Pochi spiccioli di fatto trovati all'interno di alcune scatole di plastica. Cassettina di versamento, valore zero. Sì, senza contante, senza niente. Bottino misero per un raid non velocissimo. L'allarme è scattato a mezzanotte dopo quasi un'ora dall'irruzione nei locali. Prima i ladri hanno squarciato la rete sul retro, poi hanno forzato un portone. 3 i malviventi immortalati dalle telecamere interne, tutti a volto coperto, un vero e proprio comando. Qualcuno parla di banda del buco. Un'oretta circa che hanno lavorato per buttare giù i muri, fino a che hanno buttato giù l'ultimo, quello dove che era l'area allarmata, che è saltato. Appena mi è arrivata la chiamata dell'allarme, ho chiamato i carabinieri di Conegliano, che in 4 minuti erano già qua, ma erano già andati via. Lo stesso Scottà, che abita vicino, racconta di aver visto in lontananza i ladri scappare, di aver gridato loro prima che salissero a bordo di un'auto, anch'essa catturata dalle telecamere. Da qui un messaggio a tutta la popolazione. Stare attenti e se si vede qualcosa piuttosto chiamare, avvisare, cioè non lasciare al caso, perché viviamo così, quindi bisogna fare più attenzione possibile. Intanto Scottà con il suo staff ha rimesso a posto le aree interessate dal colpo, restano il danno e una sensazione prevalente. Delusione, perché lavoriamo tutti, però sì, ci sono dei malviventi che rovinano le giornate, definiamolo così, però bisogna andare sempre avanti.